parallelo 43 o 43esimo parallelo, no? Un grande progetto. Sì. Nel frattempo avevo anche una piccola azienda mia con cui facevo Brunello, adesso sto ritornando anche a fare un Brunello e un Rosso di Montalcino a firma mia, ma ho sempre avuto questo grande conflitto tra la classicità, la monumentalità del terroir, che è la mia filosofia, ma anche l'alchimia, lo slancio, il futuro. La linea rossa che tu hai individuato. No, la quadratura del cerchio, che è il vino più importante, nasce nel 1995, in momenti veramente non sospetti, proprio dalla riflessione che il terroir, che abbiamo sempre pensato potesse essere un punto di arrivo, può diventare anche un punto di una nuova partenza. Ci sono terroir che sono compatibili tra loro e ho cominciato a mettere insieme delle cose per gioco, per divertimento, ed era un progetto un po' troppo avanti allora. Però il tempo è corso così velocemente, il mercato è così ricco di curiosità, adesso di domande. È freschissimo. Adesso il progetto del Parallelo 43 rappresenta un'alchimia possibile, forse necessaria, perché accomuna la freschezza, la novità, la ricerca a un concetto molto profondo. I master of wine, che sono quelli che ricercano nel bicchiere di vino la geografia, la prima domanda che si fanno è sempre se il vino viene dal vecchio o dal nuovo mondo, ma la seconda domanda è in che linea, in che parallelo ci troviamo. Quindi territorialmente la linea, l'orizzonte dove si trova il vino, dove sono i vigneti, è fondamentale. È molto più, come dire, scardinato un assemblaggio fatto su dei vigneti che si trovano anche soltanto a 20 km sul meridiano, che anche 300 km sull'asse. È una cosa, è come fossero strumenti, pensa, accordati a una stessa identica tonalità. È un concetto, è un orologio, anche se sono geologie, altitudini, luci diverse, però c'è un orologio che li accomuna. È una storia molto... Secondo me è bellissima, sarebbe bello averti una sera in un bel salotto un po' fumé, un po' così. Intanto. Stasera sicuramente è una bellissima serata, perché su questo io penso che andremo avanti a parlare, perché diciamo... ad esempio Parallelo 43 ci sono importanti luoghi religiosi, Lourdes, Assisi. Sì, Mengiugori, Santiago di Compostela, 43, ma in un aspetto più laico che mi appartiene un pochino di più, a Catechi, nella valle della Georgia, dove è nata la viticoltura, dove è nato il primo Saperavi 7000 anni fa, corre il Parallelo 43 e l'avanguardia dei vini americani del nuovo mondo sono in Oregon sul Parallelo 43, c'è Montalcino 43, Kvar, l'isola di Kvar dove c'è il Plavac Mali più affascinante del mondo è 43. È una linea meravigliosa. Bermude, quelle cose che esatto. Esistono, no? Che fanno, è difficile. Che fanno bene al vino perché accendono discussioni e ognuno ha qualcosa da dire su un argomento come questo. Però è il primo progetto di un vigneto in una linea piuttosto che in un'area. È una nuova geografia del vino, è affascinante.